Beh, ulteriori sinergie, un Veneto che cresce ancora con la sanità, una sanità di qualità e una sanità che peraltro è riferimento a livello nazionale. Non lo diciamo noi, ma lo dice il governo Renzi. Senta, ieri la Moretti, cavalcando l'onda dell'antipolitica, ha annunciato un drastico taglio degli stipendi, dei vitalizi, del rimborso spesa dei consiglieri regionali, dei prossimi consiglieri regionali. Cosa dice di queste misure? Beh, che noi ci siamo quelli che hanno ridotto gli stipendi, hanno eliminato i vitalizi perché voglio ricordare ai veneti che non c'è più il vitalizio ma si ha il metodo contributivo, cioè si ha una pensione in base ai contributi che si paga, ma soprattutto abbiamo anche iniziato ad erodere i vitalizi di chi ce li ha già, prova ne sia che siamo già nei tribunali perché hanno fatto ricorso. Senta, sempre la Moretti accusa la sua regione di essere un poltronificio, ha detto, per le troppe partecipate. Ma guardi, noi abbiamo presentato un bel progetto sulla riduzione delle società, tanto è vero che per la prima volta nella storia abbiamo fatto uno studio anche per capire se hanno senso di esistere o no. Poi c'è il codice civile che ci impone di rispettare i tempi di legge per la chiusura, ma questo lo sanno tutti. Senta, questo problema dell'antipolitica, fino a che punto va cavalcata per assecondare gli elettori e fino a che punto no? Ma io dico una cosa, che bisogna essere corretti con i cittadini fino in fondo e poi anche magari porre qualche domanda ai cittadini, ma ad esempio se sono andati a vedere se si sono ridotti gli stipendi a livello nazionale, perché ancora in Parlamento si prendono le pensioni, perché quando si predica tanto poi si razzola male, perché si chiede sicurezza per i cittadini e poi si penalizzano 157 reati, perché si chiede di pene più certe e poi ovviamente qui non va nessuno in galera. E quindi io direi che dalle parole bisogna passare ai fatti, ma soprattutto anche vedere chi parla. Di Renzi dice meno tasse. Ma è un'assoluta porcheria perché le tasse sono aumentate, il total rate tax, cioè la totale tassazione in Italia è del 68,5% contro il 46% che abbiamo a livello europeo di media. E dall'altro devo anche dire che, lo dico per quella farsa degli 80 euro, hanno dato 80 euro ai cittadini per poi ritrovarci cosa? Per poi ritrovarci che lo stesso giorno lo stesso governo ha aumentato l'IVA e si è inventato una nuova tassa che è la Tasi. La somma di Tasi e dell'aumento dell'IVA vale assolutamente molto di più rispetto agli 80 euro. Quindi le tasse sono aumentate, non sono diminuite. Le tasse sono aumentate, si tagliano ai comuni, si taglia agli enti locali e prova ne sia che anche sulla sanità c'è una proposta di taglio per la regione del Veneto di 240 milioni di euro. Una regione che chiude tra le pochissime il bilancio in attivo per 12, 13, 15 milioni di euro all'anno dovrà segnare meno 240 e questo è vergognoso perché se da un lato ci dicono che siamo i migliori d'Italia e siamo tutti da imitare, dall'altro non capiamo perché dobbiamo subire i tagli. Si entra nella fase cruciale della campagna elettorale per le regionali. Presidente, come la sta affrontando? Quali sono le sue sensazioni anche alla luce di quello che è successo nel suo partito? Con assoluta serenità, nel senso che io vado dritto all'obiettivo, abbiamo bei progetti, abbiamo innanzitutto la storia di 5 anni di grandi risultati amministrativi, l'alluvione, la sanità, le infrastrutture, tutta una serie di cose e soprattutto, permettetemi di dirlo, le mani pulite. Perché qui parlano tutti e fanno lezioni, ma l'unico che può parlare è sottoscritto anche in nome per conto del mio partito, che è l'unico che sulla vicenda Mose non c'è finito. E poi progetti per il futuro. Teme un po' l'astensionismo? L'astensionismo è il vero nemico, noi dobbiamo fare sempre appelli al voto, andate a votare, è fondamentale che i cittadini vadano a votare. Questo governo ha scelto questa data perché è un mega ponte nella speranza che i nostri elettori non vadano a votare. Hanno tentato prima con gli alpini, oggi tentano e ci sono riusciti con il mega ponte del 2 giugno. Presidente, è possibile che un appalto su 3 siano inquinati dalla corruzione? Ma guardi, io penso che gli appalti non siano un problema, sta passando questo principio in Italia che è devastante, cioè che l'opera pubblica, la carriola con la malta sia già un'occasione per rubare. Il problema non è il cantiere, il problema è chi gestisce il cantiere che spesso non è onesto, il problema non sono le strade che sono pericolose, cioè è l'uomo che rende pericolosa la strada, non è la sicurezza stradale. E io penso che candido ufficialmente la mia regione ad una certificazione per prima da parte dell'ANAC, del dottor Cantone. Io stimo il dottor Cantone, credo in quello che fa, venga in Veneto, mandi i suoi uomini in Veneto, certifichi gli appalti, certifichi le opere pubbliche, perché noi non possiamo andare alla paralisi. E chiedo un'ultima cosa, Presidente, una parte di questa campagna elettorale si gioca anche sul delicatissimo tema della sicurezza, che i cittadini non sentono.
Ma guardi, innanzitutto i cittadini devono guardare bene chi parla quando parla di sicurezza. Io posso parlare perché abbiamo stanziato in 10 anni 66 milioni di euro per acquistare telecamere, negli ultimi 5 anni 12 milioni di questi 66. È l'unica competenza che abbiamo a comprare telecamere, punto. Tutto il resto delle competenze ce l'ha il governo con il testo unico di pubblica sicurezza. Ma voglio dire, è un bollettino di guerra quotidiano, addirittura una signora di 85 anni vengono spezzate le dita a Treviso per togliere gli anelli. Per questo motivo dico, più uomini in strada e pene certe, quindi far andare in galera la gente e quindi mandiamo l'esercito in strada ad aiutare. E poi posso dirlo, questo governo è impresentabile e indifendibile. Questo governo ha fatto 5 svuota carceri e ha depenalizzato 157 reati. Mi chiedo con che coraggio si va in giro a parlare di sicurezza.